Come pensa che la memoria della tragedia debba essere preservata e trasmessa alle future generazioni? Innanzitutto è importante che ogni anno, in occasione dell'anniversario, si organizzino degli incontri, delle manifestazioni tra le comunità, all'interno delle scuole, con la società, in modo tale che il ricordo di quello che è successo non svanisca. Direi che soprattutto per i giovani all'interno delle scuole è importante parlarne, perché altrimenti se ne perde completamente la memoria, si perde il ricordo di quello che è stato e soprattutto delle gravi responsabilità per una tragedia che non ha limite. Poi ci sono le attività delle associazioni private e pubbliche come l'associazione 9 ottobre, che è l'associazione per le vittime dell'amianto e che riunisce tutte le altre associazioni delle vittime di stradi e di tragedie in Italia che partecipano molto fattivamente in maniera molto propositiva. Quali lezioni abbiamo imparato dal disastro e come queste lezioni influenzano le politiche di gestione del rischio oggi? Di primo acchito direi che la politica non ha imparato niente, nel senso che le tragedie continuano a perpetuarsi e spesso ci sono delle responsabilità politiche delle amministrazioni molto evidenti e succede che non si ricordi che cosa è successo, chi ha fatto che cosa e soprattutto che si individuino le responsabilità sia giuridiche che politiche e sociali. Come può il governo e il Parlamento collaborare con le comunità locali per affrontare meglio le sfide legate alla prevenzione dei disastri naturali? Il governo e il Parlamento hanno delle competenze e delle responsabilità loro proprie, nel senso che a livello legislativo e a livello di alta amministrazione si può intervenire per favorire quelle che sono state le popolazioni colpite, quelle che sono state le vittime di queste tragedie, le vittime dei reati. Risulta che proprio in questi giorni, ad esempio, il Parlamento si sia mosso, nel senso che ha accolto una proposta delle associazioni delle vittime del Vajont e delle altre tragedie per proporre all'interno della Costituzione repubblicana una modifica, cioè l'inserimento delle vittime nella Costituzione che devono essere tutelate in maniera adeguata. Finalmente la Commissione Affari Costituzionali comincerà a parlarne e questo dovrà costituire un vantaggio da un punto di vista giudiziario, sia civile che penale, che dal punto di vista amministrativo. Quali misure sono state adottate per la tutela ambientale nella zona del Vajont e come si sta affrontando il cambiamento climatico in quest'area? Io credo che bisognerebbe affrontare in maniera diversa l'intera situazione. Non è un problema solo del Vajont, noi sappiamo che sulle nostre montagne venete, ma anche su tutto il nord Italia, su tutto il territorio italiano, c'è ad esempio un grande rischio idrogeologico che non è stato ancora adeguatamente affrontato. Ci sono delle zone in cui il rischio non è addirittura neanche mappato e soprattutto di fronte alla necessità di intervenire per quanto riguarda il clima, per quanto riguarda i cambiamenti climatici e la tutela dell'ambiente, il problema finanziario viene messo sempre in primo posto e invece bisogna cominciare a pensare che l'ambiente deve essere una priorità di cui bisogna tenere sempre conto e deve essere considerata prima degli altri aspetti.